Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, audio, video, giornale, ultima edizione odierna per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Apriamo purtroppo con una brutta notizia che ci è giunta in serata in redazione, perché in data odierna presso la terapia intensiva del presidio ospedaliero di Udine è deceduto un paziente di 46 anni, è entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico. Eseguita un attacco cerebrale, veniva riscontrata un'estesissima emorragia, è stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciononostante sono rapidamente comparsi segni di morte cerebrale, per cui è stata avviata la commissione per l'accertamento che si è conclusa alle 18:45. L'emorragia cerebrale è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva. Anche in questi giorni vi sono stati altri decessi di pazienti affetti dalla medesima patologia. Il paziente era stato vaccinato in data 4 marzo scorso con il vaccino AstraZeneca. Sulla base delle informazioni in possesso dei clinici, allo stato attuale nulla si può affermare su un eventuale nesso di casualità tra i due eventi. Questo è il comunicato stampa che è stato firmato e inviato alle redazioni giornalistiche da parte della direzione dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Cambiamo argomento, restiamo però nella cronaca per dire che a Tarvisio nel pomeriggio odierno lungo la strada statale 13 nei pressi della frazione di Coccao i carabinieri del Norma della locale compagnia hanno rintracciato uno straniero clandestino di origine pakistana. L'uomo in buone condizioni di salute è stato identificato presso la sede della compagnia di Tarvisio mediante la compilazione dell'intervista plurilingue e all'esito delle operazioni è stato accompagnato a Udine, affidato alla struttura della ex caserma Cavarzerani. Per lui chiaramente partirà il periodo del triage e successivo quarantena obbligatoria come da legge. Tutti gli accertamenti sono stati curati dal nucleo operativo radiomobile di Tarvisio. Adesso ci spostiamo a Monfalcone per un'altra notizia sempre di cronaca sindacale, perché il sindaco Cisinta ha incontrato i rappresentanti dei sindacati del porto Shasha Kulev, segretario generale della FILT CGL di Gorizia, Marco Rebez, della Will Trasporti Friuli Venezia Giulia e Giulio Germani della CISL Trasporti FVG. Si tratta di un preludio all'incontro in programma martedì prossimo con il presidente dell'autorità di sistema Zeno D'Agostino. Per il sindaco si è trattato di un incontro molto importante durante il quale sono stati affrontati temi centrali inerenti alla questione del porto di Monfalcone, un porto di interesse nazionale con valenza internazionale.
Come sottolineato insieme ai rappresentanti sindacali, è necessario che il porto venga riconosciuto per l'importanza che riveste. Dopo la partenza del dottor Sommariva, pare invece si sia creato un vuoto che ancora non è stato colmato. Ci trasferiamo in regione con l'assessore Callari. Procede l'impegno delle regioni e delle province autonome per la digitalizzazione. L'assessore regionale ai sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha infatti coordinato i lavori svoltisi in videoconferenza della Commissione speciale per l'agenda digitale, che era chiamata ad affrontare una serie di tematiche essenziali per l'affermazione del processo di informatizzazione del Paese. Al centro dei lavori, come ha evidenziato Callari, la definizione dell'incontro della Commissione con il ministro Vittorio Colao, che avrà lo scopo di valutare gli orientamenti del nuovo esecutivo sulla digitalizzazione in Italia per accelerare la distribuzione delle infrastrutture digitali sul territorio e di favorire l'accesso di cittadini e imprese all'alfabetizzazione digitale, ma anche di sincronizzare il lavoro della Commissione rispetto a obiettivi comuni. E adesso apriamo velocemente la pagina sportiva. E allora lo sport per quanto riguarda il calcio, andiamo a vedere i risultati della Serie B. Si è giocata oggi la 29esima giornata del campionato cadetto. Purtroppo non ci sono notizie positive per quanto riguarda il Pordenone, che è caduto ad Empoli e è riuscito a resistere. Pensate, dopo 6 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Falasco, ha giocato praticamente quasi tutto l'incontro in inferiorità numerica ed era riuscito a mantenere inviolata la porta, ma a pochi minuti, per precisione all'88esimo, autogol di Ciaranowski, che ha consentito all'Empoli di vincere e andare mantenere soprattutto la testa della classifica del campionato cadetto. Allora andiamo a rivedere i risultati, perché si è appena concluso anche il posticipo. Giocata ieri, Pisa-Spal 3-0, a Chiavari Cremonese Entella 2-0, a Venezia Lecce batte Venezia 3-2, Cosenza Vicenza 1-1, Chievo Frosinone 0-0, Monza Reggiana 2-0, Brescia Reggina 1-0, Cittadella Salernitana 0-0, come abbiamo detto purtroppo Empoli Pordenone 1-0, e a Pescara l'Ascoli è stato Corsaro proprio nei minuti di recupero 3-2. Andiamo a vedere la classifica del campionato cadetto aggiornata. Dunque Empoli sempre al comando con 56 punti, Monza 50, Lecce 49, Salernitana 48. A 46 abbiamo il Venezia, 45 il Cittadella, Chievo 43, Spal 42, Pisa 40, Brescia 39, Frosinone 38, Reggina 36, Vicenza e Cremonese 35, Pordenone 34, poi entriamo nella zona calda, Cosenza 28 insieme alla Reggiana, Ascoli 27, Pescara 23, chiude l'Entella a quota 21. La Serie B tornerà chiaramente in campo nel weekend per la sua 30esima giornata. Il Pordenone sarà di scena in casa, cioè allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro, sabato prossimo alle 14 contro il Pisa. Si è giocato anche in Serie C. La Triestina è riuscita a pareggiare con la Fermana, 31esima giornata per la precisione del girone C di Serie C. Dicevamo Fermana-Triestina 2-2, doppio vantaggio da parte dei marchigiani con Urbani al secondo minuto e a pochi istanti dal tè il raddoppio di Neglia. Poi nella ripresa la Triestina ha messo la quarta, come si dice in questi casi, e anche la quinta, e ha raddrizzato il match. Prima ha accorciato le distanze Gomez al 73esimo e infine Sarno all'83esimo ha ristabilito la perfetta parità. La Triestina adesso è al quinto posto con 48 punti. Il resto delle partite chiaramente sono in programma domani. Comunque vediamo i risultati di quelle che si sono giocate oggi. Fermana Triestina, come detto, 2-2, Livorno Grosseto 2-2, Vibonese Monopoli 0-0. Tutte le altre sono in programma domani. Per quanto riguarda invece la formazione
alla Bardata, tornerà in campo per la precisione, tornerà in campo poi nel fine settimana per la 32esima giornata. Con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. Vi diamo appuntamento come sempre in tarda mattinata per la prima edizione. Aggiornamenti come sempre sulle nostre pagine social. 23:04 in questo momento per chi ci guarda in diretta e anche per chi ci ascolta in differita. La più cordiale buonanotte. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.